terra di Cariano è la meglio terra della Valpolicella. Cambiare rimanendo se stessi. Sembra un po' un paradosso, però. Portare avanti quello che è stato il credo di mio papà e di mia mamma. Ciao ragazzi, oggi voglio farvi conoscere i Mattio de Carian, una bella famiglia della Valpolicella che incarna tutti i valori di questa terra, perché loro qui ci sono praticamente da sempre e ovviamente fanno vino, incarnando quello che secondo me è il vero simbolo, quella entità sociale, economica, culturale che ha garantito lo sviluppo dell'agricoltura e quindi anche del vino in Valpolicella, ovvero le famiglie. Iniziò Giovanni nell'immediato dopoguerra, acquistando 2 campi, o meglio rilevandoli dalla mezzadria di cui lui faceva parte. Poi via via Mario, il figlio, prese in mano le redini dell'azienda, arrivando agli attuali 18 ettari che adesso sono gestiti da Daniela e da Flavio, i 2 figli. Insomma, una famiglia nel segno di Mattio, e tra poco vi racconterò chi era. Voi siete autoctoni, vero? Assolutamente sì, noi siamo, la nostra famiglia, la famiglia Fraccaroli è a San Pietro in Cariano, in località Cariano, da una vita, anzi da tante vite, perché mio bisnonno, mio nonno, mio papà, io, non di più o meno 200 anni di storia a San Pietro in Cariano, in località Cariano, ci sono tutti. La senti un po' una sorta di responsabilità per questo? E come è una grandissima responsabilità, è una responsabilità per portare avanti il cognome, per portare avanti la famiglia e soprattutto per valorizzare quello che mi sono trovato nei tempi. Chi era semplice mezzadro che quindi lavorava sulla terra, chi ha iniziato a fare anche un po' di cantina, chi si è messo in proprio e ha ampliato un po' l'azienda, a me spetta il compito di valorizzare il tutto. Io in azienda mi occupo di tutto, dal vigneto, quindi alla potatura, quello che c'è da fare, in cantina, nella preparazione degli ordini, nell'etichettatura, nell'imbottigliamento e all'ufficio dove faccio le fatture, gestisco la contabilità e sono praticamente un tuttofare dell'azienda. Quindi faccio prima a chiederti cosa non fai. Cosa non faccio? Il vino sicuramente. Non ho la tecnica, non ho la capacità e non ho lo studio di mio fratello, quindi lascio a lui questo compito che so che porta avanti con passione e con ottimi risultati. Un tempo, soprattutto nei paesi, succedeva che c'erano famiglie particolarmente numerose che venivano identificate con dei soprannomi, perché questo aiutava le altre persone a identificarne il ceppo, diciamo così. E per i Fraccaroli, cognome molto diffuso oggi come allora, qui a San Pietro in Cariano, il loro soprannome era Mattio, il nome di un antico trisavolo, ed è un soprannome che continuano a portare avanti ancora oggi. E oggi i Mattio vivono soprattutto di enoturismo, cioè del contatto diretto con la gente, anche se naturalmente non manca il mercato estero. Ma loro non vogliono questo contatto stretto, vogliono che la gente apprezzi quello che sono, la dedizione, la passione, la semplicità nella genuinità, insomma tutti i valori che rappresentano quella che io definirei una sorta di eredità morale arrivata da lontano, anche per quanto riguarda la vigna. Ma questa vigna quanti anni ha? Allora questa ha più o meno una 70 d'anni. È la vostra storia questa? Questa è storia. È una delle 3 vigne più vecchie che abbiamo qui nel vigneto di Cariano. È tuttora produttiva, immagino? Tuttora produttiva, sì. Corvinone, questa è Corvinone. Cosa si prova a vedere un monumento come questo? L'emozione è sempre che noi siamo di passaggio, perché loro sono qui da molto più tempo di me, da prima di me, e
vedere anche ogni anno come vegeta, come produce, questo mi sta a significare che resisterà più di me anche questa vigna qua. Quindi è grande soddisfazione, grande storia e soprattutto coscienza che siamo in un terreno, in una zona diciamo che è vocatissima proprio per le piante, per l'uva e per i nostri prodotti. Allora, negli anni che non via mia i monti, che sono venuto con la cima sui monti, desiderava tanto di avere un tocco del monte, perché dico, tutti siete a dire che l'uva buona da fare ciotto, che ora il monte, che altro, a forza di dai, lo casà e lo comprà. E meno quando che lo dico lì su Scivolo, e allora mi ha detto, ascoltami Mario, hai ragione, di nada tutto là sul monte, perché quando che tenki i clienti ti dice Dio non fa la marrone, il fa là, che chi che là fa là. Ma il vin buon te il fai qua, mi ha detto, non là, qua te fai. Ecco, ed è un fatto di verità. Come in ogni famiglia e quindi anche in ogni azienda, ognuno qui ha un ruolo. E i vini che nascono da questa azienda rispecchiano i valori che la caratterizzano e anche le persone. Perché per esempio c'è Teodora, un vino dedicato alla mamma, fatto con la rondinella, quest'uva particolarmente delicata che entra in genere nella preparazione e nella realizzazione dei vini classici della Valpolicella. E poi c'è Mario, l'Amarone, Mario che è il capostipite, a cui piace assaggiarlo quel vino lì, soprattutto quando si tratta di fare le prove in cantina. E tutto richiama anche qui una voglia di essere parte di un mondo che sentono di dover portare avanti sia Flavio che Daniela, come fosse una sorta di responsabilità nei confronti di chi li ha preceduti. La preparazione tecnica della scuola ti insegna sui libri che l'uva è sempre perfetta, la cantina è perfetta, con tutte le attrezzature tecniche perfette, poi però quando ti scontri con la realtà, che quindi ogni annata è diversa, che in cantina hai quello che hai, qui serve l'esperienza del nonno e del papà, cioè dirti quell'anno là è successo così, quest'anno è simile, e quindi sapere come affrontare poi l'annata, e l'esperienza, la parte tecnica ti aiuta ad affrontare l'annata, però invece l'esperienza ti dice quello che è successo negli anni precedenti, quindi come poter fare. Come lavorare in famiglia? È bello, anche se naturalmente ogni tanto c'è il nostro scontro, ci si dice su, però sicuramente la prima cosa che si ha in famiglia è la fiducia, cioè si sa che se io affido per esempio a mia sorella un compito, io lo so che da lei è fatta al 100% come se fosse lei, diciamo, da sola il titolare, e viceversa. Quindi c'è grande fiducia, grande stima, e ogni tanto bisogna anche dirsi su, perché è giusto. Mio papà è sicuramente una grandissima persona. Ogni tanto lo prendiamo in giro per tantissime cose, ma è sempre, lui sa che è un modo nostro per scherzare, ma in realtà verso mio papà ho grandissima stima e grandissimo affetto. In primis perché comunque è sempre stata una persona che, tra virgolette, comunque questo lavoro qua non ce l'ha mai imposto. Nel senso, sì, ci ha sempre lasciato liberi di fare quello che in fondo nella vita ci piaceva fare. Però ha sempre portato avanti la nostra famiglia, dandoci dei valori, dandoci comunque tutte le istruzioni possibili e immaginabili, però mai obbligandoci a rimanere su quello che lui era la sua passione. Poi la fortuna ha voluto che 2 figli su 3 siano rimasti in azienda, ma ripeto, quello che sicuramente ci ha dato è appunto la libertà, e la libertà secondo me è una grandissima cosa. Qual è il valore aggiunto della vostra famiglia secondo te, Daniela? La nostra unione e la capacità, come è stato detto, di litigare sì, ma di essere uniti sia nelle decisioni semplici che nelle decisioni difficili. Ma quindi Flavio in cantina, Daniela nei campi, insieme a Flavio, ma anche insieme a Mario che continua a portare avanti l'attività anche se con una funzione più di supervisore esperto. E la mamma, la Teodora? Basta seguire il profumo. Apro? Apra! Eccolo qua. Eccolo, vediamo. Ulla!
Cos'è questo, Teodoro? Questo Guarda, è guarda, un guarda. bensone. Eh? Si chiama bensone. Ma è un dolce vostro, tipico? Sì. E è un dolce nostro che le fa, posso dire che con cosa? Certo, deve dirmelo. Fatto uova, 3 uova, mezzo chilo di farina, una bustina di lievito, una buccia grattugiata di limone, zucchero e una bustina di lievito. Semplice. Semplice. Manca solo il recciotto. Esatto, manca solo il recciotto. Perché bisogna? Pocciarglielo dentro. E se no mangiarlo anche così, però è molto buono, buonissimo. Come la meledise sono convinto. Io avevo fame. Non è piaciuto, no? Mario, la Teodora, Norma, Flavio, Daniele, la nostra chef, e il risotto con l'amarone, dedicato a Mario, il capostipite, il nonno, quello che ha dato origine a tutto questo. E lo era? Bellissima. Oggi faccio un congiunto a distanza, ma mi sono aggregato a questa famiglia. Quindi ragazzi, a parte il Natale, buon appetito. Grazie. Grazie altrettanto. Buon Natale a tutti. Cosa ha fatto? Perché il dottor mi ha detto che quando mangio a me mi stanca un po' in riva.